di Volley Veneto Benacus, bentrovati in questa giornata, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C, girone B della formazione del campionato Veneto. Volley Veneto si appresta a iniziare questo giro di boa, primo in classifica, 33 punti dopo 11 vittorie consecutive, partita proprio la prima nel girone di andata con la vittoria contro l'FD Automazione Piove. Sono cambiate tante cose da allora adesso. Volley Veneto campione della Coppa Veneto, vinta circa un mesetto fa, prima della sosta. Stanno per entrare in campo le due formazioni, non abbiamo ancora gli starting six delle due squadre, li stiamo vedendo in diretta con voi. Vediamo intanto la presentazione delle due squadre. Partiamo allora con i roster delle due squadre. Con il numero 11 partiamo proprio dalla squadra padroni di casa, l'FD Automazioni Piove, con il numero 1 Sgrinzato, con il numero 3 Beggiato, con il numero 5 Bertin, con il numero 6 Salmaso, con il numero 8 Longo, con il numero 9 Capitano Trovò, con il numero 10 Bortoletto, con il numero 14 Andrea, con il numero 15 Barotto Massimo, con il numero 18 Semeraro, con il numero 21 Straziotta, con il numero 97 Luca Panizzolo. Risponde la formazione di Volley Veneto Benacus con Albertini, con il numero 2 Motteran, con il numero 4 il palleggiatore Garro, 5 Bellinazzi, 6 Squara, 7 De Giorgio, 8 Soprali, 9 Cristian De Agostini, capitano 11 Michele Viola, 12 Mazzola, 13 Albrigo, 14 Tarocco, 16 Gatti. Vediamo che tra un po' i sestetti in campo, quindi vi diremo esattamente come saranno sistemate in campo le due formazioni. Presumiamo che Volley Veneto Benacus parta con il sestetto titolare, ovvero con De Giorgio e Garro in diagonale, palleggiatore opposto con Tarocco e Mazzola in banda e con Cristian De Agostini e Tommaso Albrigo nelle zone centrali del campo, a meno che libero Viola naturalmente, a meno che non ci siano dei capovolgimenti di fronte incredibili. La formazione dovrebbe essere quella, e infatti sto guardando i giocatori che si stanno preparando ad entrare in campo, mentre non ho ancora lo starting six della formazione dell'FD Automazione Piove. Vediamo come si sistemeranno in campo. Allora, io sto vedendo il numero 10 Bortoletto, il numero 11, se non erro, no, il numero 21 Straziotta. Allora, Bortoletto, Straziotta, Trovò, il capitano, con il numero 3 Beggiato, con il numero 9 l'avevamo detto Trovò, con il numero 18 Semeraro, con il numero 97 Luca Panizzolo, con il numero 10 Bortoletto l'avevamo detto. Si stanno sistemando in campo le due formazioni. Esce il numero 21 Straziotta, il centrale, per lasciare il posto al libero Sgrinzato, e al servizio andrà il giocatore del Volley Veneto Benacus Mazzola Tommaso. Vediamo se si può iniziare la partita. Che va a cadere sulla rete, primo punto per FD Automazioni Piove. Al servizio del giocatore numero 9, il capitano della formazione di casa, Edoardo Trovò.
battuta e salto potente, buona ricezione di Michele Viola. Garro per De Giorgio, la palla ancora nel campo di FD che ha possibilità di attaccare, però la appoggia. Buona la difesa ancora di Piove che ha possibilità però di fare, è un po' una parte un po' confusionaria. E la chiude Tarocco, da posto 4 dopo un inizio di azione un po' confusionaria da una parte e dall'altra. Tarocco la risolve portando il punteggio in perfetto equilibrio, 1 pari. Tabellone non è ancora aggiornato. Oh, eccolo qua, adesso è aggiornato, 1-1. Il Brigo al servizio. Viene richiesta la formazione al secondo arbitro da parte di FD Automazioni. Ecco qua che si può ricominciare a giocare. Al Brigo al servizio, 1 pari, primo set. Buona ricezione. Porta il 2-1, l'opposto di FD Automazioni. Mette giù e manda al servizio il giocatore numero 18 Semeraro. Palla abbondantemente fuori, 2 pari. De Giorgio al servizio, buona la ricezione della formazione di FD che attacca, buona difesa di Mazzola. Garro, Sasha Tarocco che cerca il mani fuori sul muro di Luca Panizzolo che non può far altro che vedere il pallone cadere per terra. 3-2 per Volley Veneto Menacus in questo inizio di primo set. Mi scuso con i telespettatori per il segnale del canale, purtroppo non c'è molta banda in questa palestra. Buona la ricezione di Automazioni Piove, gran primo tempo con il giocatore numero 18 Semeraro, è proprio l'autore del punto del 3 pari che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Partita molto equilibrata in questo inizio di set. Semeraro in float, Tarocco, Garro, De Giorgio ed è un bellissimo lungo linea di De Giorgio, 4-3, grande Deggio, lungo linea che spiazza il muro avversario e concede a Volley Veneto Menacus di fare il servizio Sasha Tarocco. Palla molto alta a terra, Tarocco, bella potente, buona la ricezione del libero di Pieve, grande muro di Cristian De Agostini, 5-3, cerca di partire a razzo la formazione di Volley Veneto dopo l'inizio di set un po' traballante. Subito la manona prima di De Giorgio e poi di Cristian De Agostini mette il +2 in questo inizio di primo set. Ancora Tarocco al servizio, ancora potente, buona la ricezione, possibilità di attacco. Questa volta sono rimasti un po' fermi sull'attacco non potente ma molto intelligente dell'opposto della formazione di Piove, Trovò, che con un pallonetto ha messo un po' in difficoltà la difesa di Volley Veneto, consentendo agli avversari di andare sul -1. I padroni di casa adesso sono a 4 punti contro i 5 di Volley Veneto. Al servizio float Mazzola, primo tempo di Cristian De Agostini, grande azione della formazione di Volley Veneto. Garro innesta al centrale di Volley Veneto
che risponde con un grandissimo punto. È proprio il capitano De Agostini che va fuori dai 9 metri per il suo servizio in questo momento. 4-6, ancora più 2 per Volley Veneto. Flot, però la palla esce di nulla, ma esce 5-6. Esce di pochi centimetri, ma sufficienti a chiamare il punto per la FD Automazioni Piove. Al servizio il giocatore numero 3 Beggiato. Buona la ricezione, parità, murato il numero 13 Tommaso Albrigo. 6 pari. Il primo tentativo di allungo di Volley Veneto è stato neutralizzato dalla FD Automazioni. Ancora Beggiato al servizio. Sei a 7, errore al servizio, fuori dai 9 metri. Il nostro regista Garrò buona la ricezione di FD Automazioni. Aveva cercato di smorzare l'attacco del numero 9, trovò Mazzola, ma la palla non è più stata recuperata dai suoi compagni di squadra. 7 pari, ancora equilibrio. Al servizio il giocatore numero 10 Bortoletto. De Giorgio viene murato da Trovò. 8-7, la formazione ospite va avanti di un punto. Forza ragazzi. Ancora Bortoletto. Un altro muro, questa volta su Tommaso Mazzola, e la formazione di casa va avanti di 2. Dal +2 a -2. Stiamo soffrendo questa rotazione in questo momento i ragazzi di Volley Veneto. Tarocco, Garrò, De Giorgio che riesce a fare un grandissimo attacco potente, cerca di mettere la mano il 97 Palizzolo, la palla va a cadere sul soffitto e permette a Volley Veneto di andare sul -1 e soprattutto a Mazzola di uscire dai 9 metri per il suo servizio. La palla cade sulla rete, ancora 2 punti di distacco, 10-8. Il numero 9, l'opposto, Trovò al servizio. Prima nella rotazione precedente ha fatto vedere un servizio molto potente. Ancora anche questo potente, però la palla cade almeno mezzo metro fuori dal campo. Permette a Volley Veneto di rimanere attaccato a -1 al treno di FD Automazioni Piove. Tommaso Albrigo. Flot, buona la ricezione, possibilità di attacco, la palla ancora nel campo però di FD Automazione. Free ball, però errore di Trovò che con un bagger semplicissimo cercava di spiazzare la formazione di Volley Veneto, buttando la palla fuori dal campo. 10 pari. Sto divertendo. Albrigo al servizio ancora, 10 pari. Flot, ancora buona la ricezione, vediamo possibilità di attacco di Trovò. La palla va a incrociare il soffitto. Grande attacco di Trovò, comunque praticamente da fermo sui 4,5 metri. Mette un lungolinea che mette in difficoltà Volley Veneto. Nella ricezione Michele Viola rientra in campo al posto di Tommaso Albrigo. Fuori dal campo il giocatore numero 18 Palizzolo. Ed è
numero 10, scusate, 10 Bortoletto, time out, chiesto subito da Adriano Fin, che non vuole vedere queste distrazioni nella propria squadra. 30 secondi di time out discrezionale. Verona che sembra essere partita un pochino con il piede sul freno. Non siamo certamente abituati a vedere questi tipi di partite da parte di Volley Veneto Benacus. Sono pronti a rientrare in campo. Eccoli qua, passati 30 secondi. Il punteggio è ancora sul 12-10 per la formazione di casa. Ancora il giocatore numero 10, se non erro. No, perché da qua non riesco a vedere bene i numeri, sono abbastanza lontano. La palla va fuori di 1 metro, 11-10, siamo ancora a -1, non siamo distanti, dai ragazzi. De Giorgio al servizio. L'opposto di Volley Veneto in float, buona la ricezione, possibilità di attacco da posto 4, pallonetto, Mazzola recupera. La palla ancora nel campo di Volley Veneto, Michele Viola la dà a De Giorgio che attacca, ma ancora la palla nel campo dell'FD Automazioni che attacca con, questa volta trovò, non riesce a passare la propria rete e siamo ancora in equilibrio, 12 pari. De Giorgio al servizio. Forza ragazzi, forza. Ancora float. E questa volta la palla è fuori, peccato per un non nulla. 13-12. Semeraro al servizio. Il centrale di FD Automazioni Piove che si porta fuori dal campo per il suo servizio. Mazzola, Garrò, primo tempo, De Agostini, 13 pari. Grande Cristian, ben ispirato da Filippo Garrò. Mette giù una palla, un bel primo tempo veloce. Tarocco, buona la ricezione, primo tempo. E questa volta errore. No, viene chiamato il tocco, non l'ha toccato nessuno. Invece dopo c'è un giocatore che si assume la colpa. 14-13. Il servizio ancora piove. Mazzola, Garrò, Mazzola, la palla, Mazzola, doppio, ancora un altro muro. Da parte di FD Automazioni piove. 15-13. Ancora piove il servizio, avanti di 2. Michele Viola. Free ball nel campo di Volley Veneto. Di Agostini la mette giù dalle parti centrali del campo. Il posto 3. Bravo Cristian. Dopo il tentativo di Tommaso Mazzola non è andato a buon fine per una ottima difesa della formazione di Piove. Cristian De Agostini, proprio l'autore del punto, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Dai ragazzi, forza Volley Veneto. De Agostini, la ricezione di FD Automazione, attacco alla posto 4. Questa volta l'attacco di Trovò, non trova le mani alte del muro, sparacchia fuori la palla della parità. 15 pari, ancora De Agostini al servizio. Ancora in float, buona la ricezione,
possibilità di attacco ancora da parte di Trovò, ma il muro di Volley Veneto, ancora Trovò, ancora la difesa di Volley Veneto in diagonale a Di Agostini che ha fatto il miracolo, e questa volta il muro di Garrò e Tommaso Albrigo porta il +1. 16-15. Grandissima azione. Free ball nel campo di Volley Veneto. Vediamo Garrò, la dà per Tommaso Mazzola, il muro di automazione. Ancora Mazzola col muro. Vediamo chiamata. Invasione, punto di Volley Veneto. Benacus viene chiamato a Semeraro, credo, al 21. Il 21 è Straziotta, viene chiamata l'invasione a Straziotta al centrale di FD Automazione, permettendo a Volley Veneto Benacus il +2, 15-17. Di Agostini ancora in flotta. Possibilità di attacco, muro di Verona che riesce a smorzare il pallone, grande attacco di Tommaso Albrigo, 18-15, +3. Time out chiesto dall'FD Automazioni Piove. Sembra aver ritrovato lo spirito giusto la squadra di mister Adriano Fin dopo una partenza leggermente incerta e che aveva espresso una pallavolo un po' altalenante. Finalmente invece sembra che la formazione dei ragazzi di capitano Cristian De Agostini abbia ritrovato lo smalto delle tante partite, dei tanti set vinti che ci hanno fatto tantissimo divertire e gioire fino a questo momento del campionato. Ricordiamo, primi in classifica, imbattuti, 11 partite consecutive, vincitori della Coppa Veneto. Finora la squadra di Adriano Fin non ne ha sbagliata nemmeno una. 15-18, ancora Cristian De Agostini. Ancora Flot. Ancora peccato, Mazzola non arriva sulla difesa di Cristian De Agostini che aveva ricevuto l'attacco partito da posto 2 dall'FD Automazioni con un braccio solo. Mazzola non è riuscito a recuperare il pallone. 16-18, ancora +2 per Volley Veneto, ma abbiamo visto che l'FD Automazioni lì è pronta a approfittare di ogni minimo errore della formazione di Adriano Fin. Palla fuori, errore al servizio del giocatore numero 3 Peggiato Matteo. Garrò al servizio. Michele Viola, l'alza per De Giorgio. Buona la diagonale di difesa di FD Automazioni. E ancora il muro di Tommaso Albrigo e De Giorgio. Non fa passare l'attacco, il tentativo del giocatore numero 18 Semeraro da posto 4. Di 16-20. Ancora Filippo Garrò al servizio. Errore di valutazione abbastanza pesante da parte di FD Automazioni, che battezzano un pallone di Filippo Garrò in zona di conflitto tra 1 e 6, lasciando cadere il pallone nel parquet. Ancora Garrò, ancora il servizio, questa volta buona la ricezione, possibilità di attacco del posto, forse il migliore della formazione di Piove Trovò, che mette giù un bellissimo pallone rompendo l'egemonia di questo tratto di set da parte di Volley Veneto, quindi 17-21, più ancora 4 punti di differenza.
Michele Viola, Filippo Garrò, De Giorgio, potentissimo, bel diagonale, spostato l'opposto veronese in zona 4, mette giù un bellissimo diagonale, nulla da fare per la difesa di FD Automazioni, 17-22. Tommaso Mazzola al servizio. Grande primo tempo, molto giostrato bene. Panizzolo alza un pallone molto invitante per il numero 18, il centrale Semeraro, che ringrazia il proprio palleggiatore mettendo giù la palla del 18-22. Ancora De Giorgio sulla si trovò 23-18. Time out, no, sostituzione, entra Davide Gatti al posto di Tommaso Elbrigo per il servizio. Intanto il capitano Trovò chiede al secondo arbitro la rotazione dei giocatori per farli trovare, per vedere la posizione in campo. Davide Gatti, (18-23). Gatti al servizio, buona la ricezione di FD Automazione che attacca da posto 4, questa volta erroraccio del giocatore numero 18, scusate, numero 10 se non erro, no, non sono riuscito a vedere il numero del giocatore, comunque ha sparacchiato un pallone fuori dal campo permettendo al 18-24. Ancora Gatti, buona la ricezione della formazione, grande primo tempo, grande difesa di Mazzola. Garrò, viene chiamata doppia Garrò, abbastanza palese, 24-19. Sì, confermo, era il giocatore numero 10 Bortoletto l'autore dell'errore precedente, adesso il giocatore fuori dai 9 metri per il suo servizio, molto potente. Garrò la dà a Sasha Tarocco che sbaglia, 19-20-24. Abbiamo mangiato 2 set ball in questa fase di finale di set. Ancora Bortoletto al servizio e questa volta Tarocco, un errore va bene, 2 no, mani fuori, 20-25. Finisce il primo set, 3 minuti di pausa, 1-0 per Volley Veneto Benepus.
Rientrano in campo le due formazioni dopo la pausa dei 3 minuti del cambio campo per il secondo set. Ricordiamo, primo set avanti 25 con Volley Veneto Benacus, che era partita leggermente in difficoltà. Poi nel proseguo della partita i ragazzi di Adriano Fin hanno cominciato a trovare la quadra soprattutto nelle difese, nelle diagonali e nei muri, permettendo così ai contro break e la possibilità di portare avanti il punteggio con il primo set, con la vittoria di 20-25. Palla a rete di Trovò, 1-0 per Volley Veneto. Grande attacco del numero 3 della formazione di Piove, Beggiato, 1 pari. Dopo l'errore di Trovò, un bel attacco da posto 4 di Beggiato in lungolinea che permette ai padroni di casa di pareggiare i conti, 1 pari. Il conto dei punti in questo secondo set, ricordiamo, Volley Veneto avanti di 1-0. La palla ancora nel campo di Piove, palla dentro, palla fuori, non avevo visto. L'attacco di Trovò è fuori dal campo, 2-1 per la squadra di casa. Al servizio l'opposto del Volley Veneto Benacus, che comunque ha fatto una grandissima nel primo set con degli ottimi attacchi, Davide De Giorgio. In float, buona la ricezione del libero di Piove con la possibilità di attacco. La palla nel campo di Volley Veneto. E questa volta De Giorgio viene murato dal numero 10 Bortoletto. 2 pari. Al servizio il giocatore numero 18 Semeraro. Il centrale della formazione di FD Automazioni Piove. Vediamo se opterà per una battuta al salto il float. Mazzola, Garro, De Giorgio con un pallonetto, la palla ancora nel campo, palla fuori. Viene chiamato il tocco di Cristian De Agostini. 3-2. Il muro De Agostini ha toccato il pallone che poi è andato fuori dal campo. Quindi FD Automazioni avanti di 1 punto in questo secondo set, 3-2. Un po' in difficoltà in questo inizio di set i ragazzi di Adriano Fin, vediamo se sapranno reagire come sanno fare loro. Ed Mazzola non riesce a toccare bene. L'errore è abbastanza clamoroso per Mazzola, che ha sempre fatto della difesa una delle sue armi migliori. Può succedere nel campionato, credo che sia il primo pallone che abbia sbagliato in questa stagione. E ancora l'FD Automazioni, sembra essere time out subito da Adriano Fin, sembra essere rientrata in campo con la testa addormentata la formazione di Volley Veneto Benacus, costringendo al primo nazionale Adriano Fin. 5-2. 30. Eccoci qua, rientriamo in diretta con il vocale. 5-2 per la squadra di casa, partenza in difficoltà per Volley Veneto Benacus, che ha costretto alla chiamata di time out mister Adriano Fin. Al servizio la FD Automazioni Piove.
Mazzola, Garro per Sasha Tarocco, questa volta il diagonale non perdona, 5-3. È proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ace Tarocco, 5-4, una bordata che non lascia scampo al bagger del numero 1 Sgrinzato, il libero della formazione di casa, che vede il pallone cadere sul soffitto. Ancora Tarocco, 5-4, questa volta il pallone esce fuori, 6-4. Molto potente il servizio di Tarocco, ma è uscito di circa 1 metro. Il servizio Luca Panizzolo, il numero 97 della formazione dell'FD Automazioni Piove. Mazzola, Garro, Mazzola, la palla nel campo di FD Automazioni. Pai, De Giorgio cerca di recuperare. 7-4, ancora difficoltà, meno 3 per Volley Veneto Venacus. Ancora il 97 Panizzolo al servizio. Fribone nel campo di Piove che ha la possibilità di attaccare. Secondo Fribone nel campo di Piove. Ancora Michele Viola, buona la sua ricezione. Vediamo cosa dice. Uno per Automazioni Piove, 8-4. Grandi difficoltà in questo frangente per la formazione ospite. Piove sembra averne di più, sembra essere più concentrati. Forza ragazzi. Ancora Panizzolo al servizio. Viola, Garro, De Giorgio. 9-4. Fa togliere la tuta a tutta la difesa mister Adriano Fin. 9-4. Tarocco, Garro, Cristian De Agostini, 5-9. Dai ragazzi, dai, non si molla. 5-9. De Agostini Flot, buona la ricezione di Semeraro, possibilità di attacco di Trovò. De Giorgio, Garro, Mazzola, la palla ancora nel campo, grande tocco del numero 13, Tommaso Punto del 9-6. Ancora Cristian De Agostini al servizio, 9-6, questo secondo set, 20-25 il primo parziale. Ancora De Agostini. Attacco in palla nel campo di Volley Veneto, la palla nel campo Mazzola, ancora Murato, la palla ancora nel campo di FD Automazioni con la possibilità di attaccare, e questa volta il muro di ancora lui Albrigo, scusate, 9-7. Albrigo risolve ancora per il secondo punto consecutivo. Sbroglia la matassa. Cristian De Agostini al servizio, un po' si lamenta la panchina
di Volley Veneto Benefus, perché la formazione dell'FD Automazione ogni punto chiama la formazione al secondo arbitro. Ancora in float. Free ball nel campo di Volley Veneto. Mazzola mette giù la palla del 9-8. I ragazzi. Di Agostini. Ancora difficoltà nella ricezione, questa volta Trovò la mette fuori, errore di Trovò, ma time out chiesto dalla panchina di Piove. Ritorniamo in campo sul punteggio di 9 pari nel secondo parziale. Ricordiamo che la formazione di Volley Veneto era stata sotto di 6 punti, 9 a 3. Siamo sul 9 pari, grande recupero dei ragazzi di Adriano Fin, Cristian De Agostini, capitano, fuori dal servizio. Sua rotazione al servizio siamo riusciti a pareggiare. Ancora in float, buona la ricezione questa volta della difesa di FD Automazioni, buona la difesa di Sasha Tarocco. Garrò la butta di là, la palla ancora nel campo De Giorgio. Garrò, pipe. Peccato perché De Giorgio aveva recuperato un pallone incredibile. 10-9. Tarocco, Garrò, Mazzola, punteggio parità, 10 pari, posto 4, Mazzola, mette giù, bellissimo diagonale. Filippo Garrò al servizio. Un po' in difficoltà la ricezione, primo nel campo di Volley Veneto. Michele Viola, Garrò, Mazzola ancora, sembra essersi ripreso lo schiacciatore di Volley Veneto dopo l'inizio di set, un po' così. Mazzola porta 11 punti, Volley Veneto contro i 10 della formazione ospite. Ancora Garrò, la palla nel campo di Volley Veneto, ancora la palla nel campo di questa volta il numero 10 Bortoletto con un pipe, porta equilibrio tra le due formazioni, 11 pari. Punto per Volley Veneto, ancora un attacco di Mazzola, 12-11. Un parquet molto scuro che a detta dei giocatori rende difficile il gioco perché non si regolano bene con il pallone. Mazzola al servizio, buona la ricezione di
grande difesa, grande muro di Tommaso Albrigo, 13-11, più 2 volley Veneto. Grande muro di Tommaso Albrigo, che ha permesso alla formazione di ospite di essere sul più 2 nel secondo set. Ancora Mazzola, questa volta il suo pallone va fuori di un paio di metri, 12-13. Trovò al servizio, la sua palla cade sulla rete, 12-14. Proprio l'autore del muro precedente, Tommaso Albrigo, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Erroraccio al servizio, aveva cercato un float veloce per ingannare la difesa avversaria, la sua palla cade sulla rete, 13-14, ancora ad un punto di distanza tra le due formazioni. Mazzola, Garrò, De Giorgio, pallonetto da posto 2, l'opposto di volley Veneto, inganna la difesa avversaria, mi manda un attacco potente e poi appoggiando il pallonetto appena di là del muro dove nessuno può intervenire. È proprio l'autore di questo punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ancora il muro di volley Veneto, grande Michele Viola nella diagonale, Garrò per Tarocco, peccato, Tarocco aveva cercato un attacco sul braccio, da posto 4, muro attivo della formazione di FD Automazioni Piove, non lascia al giocatore veronese la possibilità di fare punto. Al servizio il giocatore numero 10 Bortoletto, il centrale di Piove al servizio, Mazzola, Garrò, De Giorgio, bel diagonale, 16-14. Sasha Tarocco al servizio. La ricezione di Piove che ha la possibilità di attaccare. Peccato De Giorgio, c'era arrivato con una mano, 15-16. La palla è punto per FD Automazioni Piove. Al servizio il giocatore numero 97, Vanezzolo Luca, il palleggiatore regista della formazione di casa. Mazzola, Garrò, Mazzola, grande difesa, viene chiamata invasione da parte di Piove, 15. Cristian De Agostini al servizio. Flot. Questa volta il muro di Mazzola e Albrigo non è ben disposto sulla traiettoria del pallone avversario. 16-17. L'attacco del giocatore numero 10 Bortoletto va a buon fine, proprio l'autore di questo punto va fuori dal campo per il suo servizio sul 16-17. Tarocco, Garrò, Mazzola, la palla ancora nel campo di Piove. 18 pari, 17 pari, 17 pari. Recuperano i 2 punti i giocatori di Piove, scusate. Ancora Bortoletto fuori dai 9 metri.
Mazzola, Garro, grande primo tempo del numero 13 Albrigo, 17-18. Buona scelta tecnica da parte di Filippo Garro, che mette in movimento il centrale di Volley Veneto, che lo ripaga con un grandissimo punto, 17-18. Ancora Filippo Garro adesso fuori dai 9 metri per il servizio, buona la realizzazione di Bortoletto, possibilità di attacco dell'opposto, il giocatore numero 9 trovò, gli piove di sacco. 18 pari, ancora equilibrio in questo secondo set, ma ricordiamo Verona Volley Veneto Benacus, la squadra benacense era partita con un gap di 6 punti, 9-3, che costrinse subito mister Adriano Fina a chiamare timeout. La formazione si è un pochino ripresa. Tarocco, De Giorgio, Murato, proprio da Trovo, dal più 2 per la formazione ospite al -1, +1 per i padroni di casa, 19-18, Murato, De Giorgio. Viola, Garro, De Giorgio, questa volta ancora la palla nel campo di Piove, Friboi nel campo di Volley Veneto. E Mazzola, mani fuori, 19 pari. Mazzola al servizio, la palla sulla rete, 20-19 per i padroni di casa nella fase finale di questo secondo set, che comincia a diventare incandescente. Trovò fuori dai 9 metri per il suo servizio l'opposto Tarocco, Garro, De Giorgio, palla fuori. Primo arbitro chiama il secondo arbitro perché palla si rifà perché il primo arbitro e il secondo non è riuscito a vedere, quindi decisione salomonica, 19-20. Palla si rifà, piuttosto di rimanere del dubbio e scontentare una squadra. Viola, Garro, Tarocco, mani fuori, 20 pari. Ancora sostituzioni. Esce Tommaso Albrigo ed entra Davide Gatti. È il turno di servizio, 20 pari. Centrale per centrale. De Giorgio, De Agostini e Tarocco nei 3 metri. Quindi muro alto per Volley Veneto Benacus. La palla ancora nel campo di FD Automazione, grande diagonale, Gatti la alza per De Giorgio che la appoggia, ancora la possibilità di attacco, questa volta grande svista di Volley Veneto Benacus, un secondo tocco, si addormentano i ragazzi di Adriano Fin. 21-20, sprecata veramente un'occasione che poteva vederli avanti di un punto. E invece l'appunto è andato all'FD Automazioni e costringe la formazione
Veronese a correre, Beggiato al servizio. Dai ragazzi, non si vola di un centimetro. Ventuno pari, Tarocco da posto 4, mani fuori. Entra Bellinazzi al posto di De Giorgio per il turno di servizio. Ventuno pari, finale incandescente di questo secondo set. Bellinazzi, buona la ricezione di Piove che ha la possibilità di attaccare. La palla è fuori, di poco ma è fuori. 22-21, mamma mia che pericolo, mamma mia che paura. La palla era fuori almeno di 10 centimetri, ma mamma mia, 22-21, ancora Bellinazzi, ancora servizio, ancora un flot. La palla nel campo dell'FD Automazioni Piove, possibilità di attacco. Viene chiamata la doppia Bellinazzi. Esce Bellinazzi ed entra De Giorgio. Due pari. Alle 21:54, dopo 54 minuti di gioco, siamo sul 22 pari. La palla nel campo di Piove che ha la possibilità di attaccare, muro 2, De Giorgio, Tarocco, 23-22, Sasha Tarocco, da posto 4, bel diagonale. Quanta sofferenza amici, quanta sofferenza. Tarocco al servizio, 22-23, palla molto alta, al salto, ace del momento più utopico della partita, estrae dal cilindro, time out, chiesto subito dalla squadra di Piove, time out, 24-22, mamma mia, quanta sofferenza ragazzi, quanta sofferenza. (24 a 22), Sasha Tarocco al servizio. Palla fuori, 25 a 22. 25-22, contestazioni da parte di Piove che avevano visto il tocco. 25-22, finisce così il secondo set. Cambio campo.
Tutto da rifare, cambio di prospettiva, 23-24, vabbè, le abbiamo viste tutte, ma il pubblico adesso rumoreggia con gli arbitri. Cristian De Agostini va a parlare con il primo arbitro, un po' di confusione. Scusate, avevamo dato 25-23, 22-25, invece l'arbitro ha invertito. 23-24, vabbè. Adesso rientrare in campo in questa situazione è molto difficile, i giocatori sconcentrati. Mazzola, Garrò, De Giorgio, Fribone al campo di Volley Veneto, Michele Viola, Garrò, De Agostini, ancora FD Automazioni Piove, possibilità di attacco. Michele Viola, Garrò, Mazzola, la palla nel campo di Piove, 24 pari. Vabbè, prendetela per quello che deve essere, cioè una stupidaggine grossissima degli arbitri su un pallone. Il clima del pubblico ha fatto cambiare parere agli arbitri. Mazzola 25-24. Entra Gatti al posto di... Ah no, scusate, riesce Gatti perché era ancora dentro nel turno precedente di servizio. Rientra Tommaso. Vabbè ragazzi, dai, bene che siamo in Serie C, però delle cose del genere. Vabbè, le avevamo viste anche in finale. Le avevamo viste anche in finale di Coppa Veneto. De Agostini, servizio. Ace! 26-24. 26-24, cambio campo, 2-0.
Mi collego un attimo perché sto leggendo la chat e dicono che le immagini sono sgranate. Purtroppo il segnale qui in questa palestra è veramente basso e più di così non riusciamo a fare. Non c'è campo e non ci sono wifi da potersi attaccare, e quindi mi scuso con voi che state guardando la partita, purtroppo più di così non riusciamo a fare. Eccoci qua, ritorniamo per il terzo set. Mi riscuso ancora con voi telespettatori, purtroppo il segnale è veramente basso e pessimo in questa palestra. Primo punto per FD Automazioni Piove con un bel primo tempo della squadra di casa che permette a Trovò di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. 1-0 per FD Automazioni Piove. Risponde Tommaso Albrigo, 1 pari. Albrigo al servizio, buona la ricezione di Piove che ha la possibilità di attaccare. Grande muro di De Giorgio e di Agostini che non fa passare l'attacco da posto 4 del giocatore numero 18 dell'FD Automazioni Piove, il giocatore numero Semeraro Luca. 2-1 la squadra ospite. Albrigo al servizio. Ace! Bortoletto non tiene il pallone, 3-1.